Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da Marco Genduso qui per commentarvi la sfida tra Futsal Emiri e Iato valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Per quanto riguarda il rendimento, Giangrande, magia per Ricotta che rientra, Ricotta, le finte sul sinistro, Ricotta e poi Rappa, super, e poi torci via con il braccio, ma si continua nel dito di cara, poi si intivora il gol con un super Rinicella, poi Giangrande sempre verso torci via, buona qui la giocata, sguscia, bene Ricotta per Alamia e la sblocca lo Iato con un'azione corale perfetta di squadra, 0-1 il risultato, Alamia trova il gol e adesso si mette in salita per il Futsal Emiri. Termini per Rappa che cerca la migliore posizione, poi appoggia, Vallecchia, guarda la porta, calcia! Incrocia anche bene, ma trova il piede di Giangrande, calcio d'angolo, dal punto di vista estetico, poi Rappa, Vallecchia, salta Giangrande netto, poi palla in mezzo! Vallecchia torna con il gol! E 1-1 il risultato, Giorgio Vallecchia, forse un cross, forse un tiro, non si sa, il risultato è di 1-1. Lo ascolta, Di Paolo alle spalle, Rappa perfetto, nel suo contrasto si riporta in zona offensiva con Pecoraro che guarda la porta, Pecoraro si allarga, calcia! E Giangrande respinge molto bene, poi Rappa sempre perfetto, non sbaglia mai un contrasto, Giuseppe Rappa che allarga, Pecoraro può puntare alla difesa, Pecoraro, le finte, passa, Pecoraro! E poi non trova la porta. Velocizziamo. Shortino, poi sbaglia il tocco qui, ingenuità colossale, Alamia, con di partita, Alamia! E Rinicella è perfetto a rimanere in piedi fino all'ultimo e si riparte in contropiede con Pecoraro. Sciacca, rientra Pecoraro, allarga, Parisi! Dopo un'azione divorata dallo Iato arriva anche il gol per il Futsal Emiri con Parisi che fa 2-1. Scontro con Rappa, la meglio, Alamia allarga per Ricotta, palla di ritorno ancora Alamia, calcia! E Rinicella supera ancora una volta! Apparecchia per Vallecchia, va sul destro, può calciare Vallecchia! Alamia respinge molto bene. Dai, gioca, Giuseppe, gioca. Vallecchia con il tiro! E poi la respinta di Giangrande. Ricotta. Palla di ritorno, poi torci via, Ricotta ancora, palla che rimane lì, torci via! E trova il pareggio con l'esterno, dopo la giocata insistita con Peppe Ricotta, e poi esultanza sotto la telecamera. 2-2 risultato adesso tra Emiri e Iato. C'è l'inserimento di Sanzo, Vallecchia con torci via, poi Alamia mette l'ennesima pezza della sua partita, Alamia in 3 contro 2, palla in mezzo per Ricotta, palla ancora per Alamia! Ed è 2-3 il risultato, come giocano bene questi ragazzi! 2-3 Alamia, risultanza doppietta personale. Termini Sanso e Rappa più staccati. Va Alamia di potenza e prende invece Rinicella, poi si scontra con Salerno e abbraccio tra i due. Rappa allarga il gioco per Salerno che cerca il tiro, poi Termini, la palla è passata ed è pareggio di Cristian Termini sul secondo palo, sulla conclusione non pulitissima in realtà di Salerno, si fa trovare prontissimo e fa 3-3. Per Giangrande può provare la conclusione, ci pensa un attimo, poi si appoggia, torci via con il destro, la palla prende la traversa, poi conclusione di Di Paola, respinta sempre Di Paola e la palla è passata, 3-4 risultato, Carlo Di Paola, il cuore verso la telecamera e adesso vantaggio nuovamente per lo Iato, dormita di Futsal Emiri, di vivacità in più, ma vediamo se mister Orlando farà dei cambi. Parisi va sul sinistro, calcia Parisi ma schiaccia male, ringrazia Giangrande e si riparte con torci via, un 2 contro 1, perde qualche tempo di gioco, torci via, si gira Di Paola e poi Rinicella, addirittura con intervento quasi da pallavolo, bagheristico. Sciacca per Sanzo, buono l'aggancio, vuole rientrare con il tacco, allarga, Sciacca palla sul secondo palo, Salerno trova il pari a 1 minuto dalla fine, Giovanni Salerno si va sempre a trovare sul posto giusto, nel momento giusto. Giovanni Salerno, 4-4. Gli Emiri di petto Sanso, buono che l'aggancio, allarga, Termini, può puntare l'uomo, salta il primo, Termini calcia, respinge Giangrande, poi Sanso, punta! Punta di Sanso! Il gol del 5-4 degli Emiri, l'esultanza di tutta la panchina che entra in campo al minuto 63, 2 minuti alla fine, 5-4 il risultato. Tacca Sanso, fischietto in bocca, tipice fischio e vittoria per il Futsal Emiri che vince con il risultato di 5-4 contro un ottimo Iato.